L'attesa è finita, questa mattina cancelli aperti per l'avvio della prima prova degli esami di maturità. Emozione e tensioni scolpite sui volti degli studenti, 48.000 quelli siciliani chiamati ad affrontare questo primo importante ostacolo del percorso formativo. E ad Agrigento c'è chi si affida a San Calogero portando con sé tra i banchi un'immagine del Santo Nero per avere conforto e sostegno. Si parte con la prova di italiano. Alle 8 in punto il Ministero ha pubblicato sul suo sito ufficiale la password per l'apertura del plico telematico con le tracce. Per l'analisi del testo un brano tratto dal libro Il giardino dei Finzi Contini. Per il saggio breve o per l'articolo di giornale previsti dalla tipologia B i diversi volti della solitudine nell'arte e nella letteratura, ambito artistico letterario, la creatività, ambito socio-economico, masse e propaganda, ambito storico-politico, il dibattito bioetico sulla clonazione, ambito tecnico-scientifico. Argomento del tema storico è invece la cooperazione internazionale, puntando su due figure politiche di De Gasperi e Moro in particolare. Domani le prove specifiche per indirizzo di studio e infine venerdì la prova più temuta, il quizzone. A giudicare i ragazzi le commissioni d'esame costituite da un presidente, 3 commissari esterni e i docenti interni. In Sicilia sono 1249 le commissioni nominate.